Cari telespettatori, Maria Pistorello, che opera come segretaria dello SPCGIL a Vicenza, ci parla di una cosa molto interessante, ovvero dello sportello sociale. Che cos'è? Sì. E cosa serve? Lo sportello sociale del sindacato pensionati CGIL è un luogo dove si danno risposte alle persone e si cerca di renderle esigibili dei diritti dei quali godono ma non se ne rendono conto talvolta. Per esempio, faccio un esempio così mi spiego meglio. Allora, per quanto riguarda per esempio il riconoscimento dell'invalidità, una volta che una persona viene riconosciuta invalida al 100%, specialmente matura dei diritti ad avere delle sovvenzioni da parte dell'ente pubblico, parlo del comune o dell'ULS o anche della regione, per cui però per avere queste sovvenzioni, queste, come posso dire, quote economiche, bisogna fare domanda, perché se non si fa la domanda non si ha diritto logicamente a questo. Allora noi nel territorio del Veneto, ma io sono di Vicenza, in particolare anche a Vicenza, abbiamo nelle nostre sedi del sindacato pensionati CGIL, abbiamo proprio dei nostri collaboratori che possono dare informazioni per quanto riguarda tutto quello che concerne gli aiuti in caso si curi a domicilio presso la propria casa una persona anziana non autosufficiente. Allora però bisognerebbe avere un certificato che attesti la non autosufficienza. Beh, logicamente c'è per capire che livello di non autosufficienza. Sì, stiamo parlando di persone per le quali sia stata certificata la non autosufficienza al 100%, persone con disabilità accertata. Quindi una volta che si ha in mano il certificato che dice che la persona è invalida, ci si reca presso le nostre sedi e noi possiamo dare tutta l'informazione che attiene proprio a eventuali benefici a cui si può accedere proprio quando in famiglia si cura una persona anziana non autosufficiente. Se la persona anziana poi va in casa di riposo, restano questi benefici economici? Possono aiutare nella retta? Ci sono benefici che rimane l'indennità di accompagnamento che però viene rilasciata sempre assieme al riconoscimento dell'invalidità, ma questi benefici sono soprattutto rivolti a coloro che curano a domicilio una persona invalida. Quindi sono un supporto molto importante, quindi è importante recarsi presso le sedi dello SPCGIL dove verrà indicata qual è la sede dello sportello sociale che può dare una mano. Giusto? Esattamente, sì. Grazie Maria Pistorello, grazie a voi di averci seguito e naturalmente buon proseguimento. Guardate dove sono le sedi dello SPCGIL, prenotate un appuntamento e fatevi controllare anche la pensione già che ci siete.